è una giornata epocale e curiamo e guariamo una ferita che è stata inferta ancora nel Cinquecento a questo compendio prima conventuale, poi museale di Santa Caterina. Taglio del nastro per l'inaugurazione della nuova abside del complesso di Santa Caterina. L'intervento atteso da 18 anni, effettuato grazie alla convenzione tra Comune di Treviso, Ministero della Cultura e supervisione della Soprintendenza, riqualifica l'abside che da anni versava in condizioni precarie, ampliando di fatto gli spazi museali. Presente all'evento anche l'ex sindaco Gentilini, promotore di questa iniziativa. È una grande soddisfazione che ho cullato quasi 20 anni fa, perché era vergognoso vedere una colata di mattoni al posto degli absidi. L'architetto Tony Follina è stato capace di donare bellezza e luminosità al progetto, ha detto il sindaco Mario Conte, a quello che diventerà l'auditorium più importante della città. Opera per Follina che ha fedelmente riproposto l'assetto geometrico preesistente, proponendone una geometria moderna. Lo vede su tutto il livello, è una conchiglia che non si attacca al vecchio. Completa l'opera il gioco di luci interne ed esterne. Le lunghe finestre filtrano la luce viva di giorno con una luce adatta al museo. Di notte l'abside con la luce artificiale interna si trasforma in un faro. La sfera? Quando passa il sole si irradia tutta di luce l'insieme. Ecco, questo è una roba semplice, complicata, ma diciamo sofferta anche 18 anni di lavoro, di burocrazia più che altro. L'intervento ha permesso di riqualificare anche l'area di Piazza Matteotti, via Stangade, dove si è realizzata una piazzetta di circa 120 metri quadrati. L'opera è costata circa 990.000 euro.